Buongiorno, l'avete sentito dai titoli, si riaccende la protesta del Sulcis contro la crisi. Alle 3 del mattino 300 fra cassi integrati, disoccupati, commercianti e artigiani si sono messi in marcia da Carboni a Cagliari. Un gruppo si è diretto verso Villa Devoto, un altro ha bloccato le strade di accesso al capoluogo per poi raggiungere l'aeroporto e il porto. Il blitz scatta in piena notte, il Sulcis in rivolta, hanno scritto sulle magliette. Appuntamento a Carbonia intorno alle 3, circa 300 persone, disoccupati, cassi integrati, artigiani, commercianti travolti dalla crisi, si mettono in marcia verso Cagliari. Il primo blocco sulla 130 all'altezza di Villa Massargia dura un'ora. Noi non sappiamo più cosa fare, noi siamo in un territorio che è il più povero d'Italia, ci sono 40.000 disoccupati, cosa dobbiamo fare? Hanno chiuso tutto. Un gruppo si stacca e si dirige verso Villa Devoto. All'alba il resto del corteo di auto prosegue invece verso Cagliari, mandando in tilt il traffico per una ventina di minuti intorno all'aeroporto di Elmas, poi di nuovo in marcia verso il Consiglio regionale. Lavoro! 7 mesi senza una lira, un bambino, una moglie e niente roba da mangiare, poco, anzi grazie a mia suocera, cioè mia suocera è qualcosa, se no... Riesplode la rabbia covata in questi mesi, protestano perché non hanno lavoro in una provincia che conta oltre 30.000 disoccupati su 160.000 abitanti, perché la cassa integrazione tarda ad arrivare, perché i primi cantieri del piano Sulcis non sono ancora partiti. Ho perso il lavoro e dopo una separazione ho 3 figli a carico, mi hanno staccato la luce e a Carbonia non trovo niente. Oltre ad aver perso il lavoro abbiamo perso anche le terre che avevamo, il nostro futuro, tutto. Perché sono occupati adesso dalle industrie ferme? Sono occupate dalle industrie e i terreni che abbiamo non sono più coltivabili. È un gruppo di manifestanti arrivato alle 4 del mattino a Villa Devoto. In 15 sono riusciti a scavalcare i cancelli, chiedono un incontro a Cappellaccio e annunciano l'occupazione ad oltranza della sede della presidenza della giunta regionale. Intanto una delegazione sarà ricevuta dall'assessore al lavoro. Hanno scavalcato il muro di cinta quando era piena notte. Il blitz riuscito di 15 tra sindacalisti e rappresentanti del movimento artigiani ha richiamato le forze dell'ordine, polizie e carabinieri davanti alla sede della giunta regionale, insieme ai gruppi rimasti fuori, anche loro venuti dal Sulcis, per denunciare l'agonia del territorio e insieme il disinteresse della politica. Ci sentiamo abbandonati sia dalla provincia che dalla regione, ormai provincia decaduta, il discorso del piano Sulcis. Rimbalza da un mese all'altro e sono già trascorsi 2 anni circa. Da novembre scorso che sono venuti i ministri, hanno firmato comunque sia un protocollo, ma non si è visto niente. Che benefici attendete dal piano Sulcis? Fiscalità di vantaggio e programmazione sul lavoro, immediatamente. Non chiediamo altro, lavoro e fiscalità di vantaggio. Alla fine l'incontro c'è stato non con il presidente della regione ma con l'assessore al lavoro Mariano Contu. Bocciata la proposta di spostare il colloquio in un'altra sede, gli occupanti di Villa Devoto hanno detto sì all'apertura di un tavolo tecnico che da subito affronti le emergenze, ma la notizia non è bastata a rasserenare il clima. No, gli devi dire questo, che probabilmente i nostri figli stanno mangiando forse pane che è rimasto da 2 domeniche fa, la residua. Fuori dai cancelli intanto caldo e stanchezza dopo una notte interminabile si fanno sentire. Che sono stato licenziato perché l'impresa non ce la faceva più a tenerci e ci ha dovuto licenziare perché non gli pagavano i lavori che svolgevo. Sono sposato e ho una figlia a casa anche e non so cosa dobbiamo fare. E con noi in studio c'è l'assessore regionale all'industria Antonello Liori. Assessore, ha visto i nostri servizi, queste le istanze, qual è la risposta della Regione? La risposta della Regione non è una risposta di disattenzione, non esistono colpi di bacchette magiche però che risolvono i problemi, ma la Regione comunque si è attivata. L'altro giorno al Ministero, per esempio, sui temi sollevati abbiamo avuto garanzia che entro l'estate parte la zona franca doganale del Sulcis. Siamo alla ricerca col governo di aziende che prendano il posto per esempio dell'Alcoa, siamo in stato avanzato di trattative. Abbiamo probabilmente da parte del governo da sottoscrivere un protocollo d'intesa, credo la prossima settimana, per quanto riguarda la partenza del polo tecnologico delle energie alternative nel Sulcis
è per la costruzione di una centrale sperimentale a CCS cosiddetta, che mette l'anidride carbonica miniera. Assessore, Quindi, ma il Sulcis non è l'unica area di crisi della nostra isola, tante le vertenze aperte al centro Sardegna, nel nord. Beh, certamente, per esempio, aver tolto alle imprese l'IRAP, cosa che abbiamo fatto quasi completamente, azzerato l'IRAP delle imprese, non è una risposta di poco conto. L'impegno che la Regione ha messo negli ammortizzatori sociali è importante, però anche nel nord, per esempio, la chimica verde è una risposta che siamo riusciti a costruire all'interno di questa legislatura con sacrifici, e abbiamo fatto tutto quello che la Regione può fare. Adesso spetta all'ENI partire con le attività, quindi non è possibile risolvere i problemi nel giro di un giorno, perché anche le centrali che si devono costruire hanno bisogno di essere costruite, danno manodopera, bisogna far partire tutti i cantieri per quanto riguarda le bonifiche e quant'altro che daranno lavoro. Stiamo attivi per dare risposte, ma i tempi miracolosi non esistono. Benissimo, grazie Assessore.